Pippirincino fu un pizzino, orfanetto, una chi fu di scuretto, e povero. A fa che domo sua, vi fu di solto de solco, su palatto e solto. In costolto, una chi piato un albero e vigo, manna, carica de vigo. E Pippirincino la baidai da domo sua, e lienia su disizia la mandigare. A sora una dia le ha su coraggio che il vintrau da un'istampa e su muro a dagli solco non bivudi naturalmente che vigata a salbure za vollevio e se sposta papare vigo e su mentre schivu papande vigo arriva a solco e tu annau e te va che sin cue non rischi che solto è su meu e salbure sa vigo e sa mia. Pippirincino fu molto di paura, di spavento, non schia come te va grande calare che sotto abbiamo solco. E come tal fatto a che picare a salbure l'annato solco, che fu rasso, pesante? Con una filere de banchittos ha risposto Pippirincino, le ande da sutta e poninde a sopra. Tocca a solco, le ha sol banchittos, pone da sutta, pone da sopra e lei da sutta. Sul banchito non l'ha rezzito naturalmente e che rutto e se stato vistato. E Pippirincino si che fu da domo con s'avvigo. Un'altra dia anda Pippirincino d'orra da che non vi fu solco a furare s'avvigo. Si capica da salbure, in subito il belle mandigare arriva a solco. Ma non ti la ponau che quest'albero è sa mia. Calande immediatamente. No, non ne calo cadimo. E a sorasa, imbollamo un avvigo. No, che si screffia da Pippirincino da sopra. Taponau a mi imbollare un avvigo. No, che si screffia da. E a sora andare come che si è spiegato. Con una filera zazzos, le ande da sutta e poninde a sopra. Ah, no, solco, cosa non l'ho fatto di abbero, annato. E si candada. Comunque, l'udentai d'ogni dia, si guai dell'udentai, finza a sa fine che l'ha beccato. La ferrata, a che scalava da salbure, che lo lea a sa domo sua e che lo vuole dentro un apposento. Questo apposento non che fu prene goffettura. Serra s'apposentò a casa Gianna Crae e che lo lascia da intro. Pippirincino devia ad ingrassare, che voi solco fa pan de goffettura, che voi solco si lo devia mandigare a rusto. D'ogni ghida le faghi a pogare su bordighitto da se stampe su frisco, poi era si fu ingrassato. Pippirincino pensando e tornando a pensare, chilcada e ha acciappato una coi tesoriche. A sora, furbo, invece di giocare su bottighe, giocare sa coi su soriche, da si stampe su frisco. Andai il solco, giocare sa coi tesoriche, il solco una raide, non è rasso ancora, no è buono arrostito. Dopo tanta volta che ha fatto questa scena, Pippirincino belde sa coi su soriche e commente. Ha devido giocare su bordighitto. Gioca su bordighitto e fu rasso. Papà di goffettura, sa come te fu sempre. Ah, no, solco. Za est ingrassato, come pronto. Preparo su furro, l'arrusto e me lo mandico. Candada, lei sa vaschia sallinna, che la pone su furro, li traga a fuoco. Poi anda da s'apposento di Pippirincino. Pippirincina che a gioca andava con migos. E ite mica nel fagere, e a gioca poi fatto sul furro. Che lui le ha dato dinanzi sul furro, come andava due che deve entrare entri sul furro. Io andavo Pippirincino che ha compreso la solta che li settai. Io andavo, come intervata a che entrare entri sul furro? Te non bisogna entrato mai, te non bisogna buono. E come te non bisogna buono? È facile a che entrare. No, Deo proprio non mi risulta a che entrare entri sul furro. A mostrami lo due, andavo come te si fa che te. E andavo a bai da me, fa che gui andavo. Tocca solco, si vuole da dinanzi sul furro e che vuole sa con ca intro del suo furro acceso. Pippirincino
piccino da eseguo, gli dato una spinta e che l'imbola dentro su furro. Poi si era assaggiando su furro. Solcu è molto arrostito e Pipinincino è stato durato. Mere de sovalato de solcu, de soltu e de altre scoffetturas. E a me mi hanno regalato una baggiscrappa di paperi e la sapo segata tutti in cammino. Adesso Maria Giovanna Ovino ci racconterà la seconda storia su Grastu e Tiachica e Monte. Dopo ci sarà Maria Giovanna Manunta. Vorrei spiegarvi una cosa. Maria Giovanna Manunta racconterà una storia di Tizuanne Manunta. Voglio dire queste due parole anche per ricordare questo grande poeta scanese, il grande vecchio della poesia scanese, che ci ha raccontato un mondo perduto di cose, di tradizioni, di memorie, di giochi, di racconti. E lei reciterà proprio una poesia che è un racconto, un antico racconto di Scano. Grazie.